Pensiero del giorno, martedì 7 maggio. Prediligere i bisognosi. I poveri, primo obiettivo della nostra vita. Così i bisognosi, i poveri sono diventati il nostro primo obiettivo, il primo scopo della nostra vita. E come li abbiamo aiutati? Ce lo dice il Vangelo: date e vi sarà dato. Una buona misura, pigiata, scossa e colma, sarà versato loro in grembo. Luca capitolo 6 versetto 38. Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chi chiede riceve, chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Matteo capitolo 7 versetti 7-8. Ricordo in piena guerra il lungo corridoio di casa mia pieno di sacchi di farina, patate, legna da ardere, latte in polvere e ogni genere di cose che venivano svuotati e riempiti, svuotati e riempiti. Sempre pronte, ogni giorno le prime focolarine portavano valigie di tutti i beni di Dio nelle zone più povere della città. Mi vengono in mente episodi splendidi in cui il Padre ci ha dato proprio quello che avevamo chiesto a Gesù nei poveri. Un paio di scarpe numero 42, un cappotto. Ricordo i poveri seduti alla mensa del nostro primo focolare. Una focolarina, un povero, una focolarina, un povero. E per loro la tovaglia migliore, per loro le stoviglie migliori e il cibo migliore. Testo di Chiara Lubick. Parola di vita, maggio 2024. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore.